C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con C'entro Anch'io speciale C'era una volta qui al Museo della Civiltà Contadina di Mairano. Meraviglioso, emergono dei ricordi, affiorano nostalgie, oggetti, attrezzi in uso appunto nel passato e che noi appunto vogliamo raccontarvi. E oggi vogliamo raccontarvi davvero un oggetto molto singolare e divertente, le campane. Eccole qui. Ma chi le ricorda? Chi magari funzionanti, suonano bellissimo, ancora. un attrezzo bellissimo, era uno strumento che veniva usato dal campanaro, pensa, per esercitarsi sulle melodie dei battesimi, dei funerali, piuttosto di altre. E con questo aggeggio, che è costruito come si vede da 5 campane e i martelletti, esatto, che vanno a colpire, a suonare, a produrre ovviamente un suono diverso. E praticamente viene riprodotto davvero un meccanismo che si trova sulla cella campanaria, però in scala ridotta. I campanelli portano in alcuni casi anche le sigle dei donatori delle campane vere, quindi si ritrovavano poi sulle campane vere della chiesa, e più tardi venne usato anche come giocattolo musicale, quindi sicuramente i bambini, ragazzi, una testa così, ma però esatto. Va bene, allora questo è il primo. Adesso andiamo a fare un giretto in centro per vedere come sono andate le cose là. In piazza Paolo VI siamo in compagnia di Miriam. Ascolti, dai, allora lei sta studiando, è brava, veda un po' che cosa può essere questo. Questo è un attrezzo un po' particolare. Sì. Riesce a intuire che valenza, che utilizzo poteva avere nelle campagne una volta? No, È questo un tagliafieno, l'aiuto io, è un tagliafieno, perché praticamente il fieno che si ammassava nel fienile poi poco alla volta si compattava e quindi poi per essere poi collocato e alloccato nella fienaia attraverso un buco veniva tagliato con questo tagliafieno. E secondo lei, Miriam, qual è il nome corretto di questo utensile? Preost o massa del fe? direi massa del fe. Sì, la massa del fepe. Bresciano, dai, questo lo traduciamo. Per tagliare il fieno, il preost, lei sa chi è il preost? C'entra nulla col fieno. C'entra niente, sì, infatti. È una persona il preost. Persona, infatti, è il prete. Il prete, di solito è vestito di nero, infatti. Va bene, questa è la massa del fe. Va bene, Miriam, tante cose belle, grazie. Ma che entro chi è il preost con la massa del fe? Vabbè, però Miriam è stata brava e l'ha azzeccata. Allora, guardate qui cosa c'è. Metti un ditino qua, no, Federica. mai! Questa è... Cosa sono queste? Sono trappole per topi, perché ovviamente in campagna topolini giravano, poi in cucina. I surighi. I sorecche, e anche ora girano, ci sono dei metodi un po' più tecnologici per la loro cattura. Questa è abbastanza conosciuta perché è quella classica. Sì, quindi questa vedete, qua con ci sono ancora un po' più moderne, la ma sua le gabbietta con la molla, in fondo si metteva l'esca, via. Ma questa effettivamente è più singolare, più particolare, perché vedete, è composta da quanti buchi, Fede? Tre, composta da un semplice pezzo di legno con tre buchi. 3 sorecche alla volta. Per 3 surighi alla volta, sì, poi una volta che ne era tanti fissi nelle cascine. Ma come funzionava, Fede? Ma allora si metteva l'esca, che poteva essere un pezzettino di formaggio, qualsiasi cosa, si metteva all'interno. Quando il topolino veniva attirato, entrava, poveraccio, sgranocchiava, scattava filo. Questo chiaramente era legato da un altro filo ben teso. Esatto, e diventava un cappio, poveraccio. Quando beccava, tac, saliva la scolengao. Zac. Va bene, ecco, vi abbiamo raccontato le trappole dei topolini, anche queste magari le ricordate, sta ferma o le avete utilizzate. Va bene, chiudiamo qui anche questa puntata, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, ciao, alla prossima! Ciao. C'entro